Voglio bentornati su Real Napoli Football. In questa puntata, porca troia, dobbiamo arrivare in Divisione 5 e andiamo subito a cercare l'avversario. Siamo sempre qui per disegnare il calcio per voi, sempre solo con la squadra reale del Napoli. Veniamo da una vittoria in rimonta pazzesca contro la Juve, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, eravamo partiti malissimo e adesso, alla quinta partita della Divisione 6, che secondo me è andata già per le lunghe, dobbiamo assolutamente andare a conquistare la Divisione 5 per poi andare all'assalto della 4. Avversario trovato, intanto. Bene, vediamo chi dobbiamo affrontare. L'Argentina, campione del mondo, contro il Napoli. Argentina-Napoli, torniamo ad affrontare le nazionali al Monumental. Stadio pazzesco con le pali numero 9. Stadio pazzesco il Monumental, ragazzi. Chiaramente loro hanno una serie di fenomeni, noi abbiamo tutti on fire, torna a giocare anche il maestro e questa cosa ci fa molto piacere. Attenzione, si parte, eccoci qua. Incontri di questo livello e con tale significato non capitano tutti i giorni, quando capitano è giusto goderseli dal primo al 90esimo. Argentina-Napoli al Monumental, partita che ci potrebbe regalare la Divisione 5. Si parte. Osimhen recupera subito una gran palla. Osimhen prova ad andare dentro la Kvaratskhelia che si era fermato per un attimo. Peccato davvero. Maignan rilancia. Lobotka riesce a svettare su Modric. Osimhen viene mangiato da Barella. Attenzione. Zielinski prova a chiudere. Ostigard, bella chiusura. C'è anche Mario Rui. Poi Lobotka. Grandissimo. Palla per Mario Rui, se ne va Mario Rui dentro per Osimhen che recupera palla. Osimhen, se ne va Osimhen dentro per Politano che prova a penetrare, niente da fare. Di Lorenzo prova a chiudere, Anghissà, proviamo a pressare a centrocampo, niente da fare. Mario Rui deve chiudere su Messi e riesce a chiudere invece Rachmani che poi dà la palla a Zielinski, una bella palla di Rachmani. Se ne va Zielo, scende Zielo e vede Kvaratskhelia, se ne va Kvara sulla fascia. Si ferma Kvara sulla fascia. Kvara, doppio dribbling, triplo dribbling e poi fermato. Fallo laterale Napoli però. Mario Rui prova a darla a Kvaratskhelia, anticipato e fallo laterale ancora. Mario Rui sulla palla, ancora verso Lobotka, perde palla questa volta con Koulibaly che può ripartire. Zielinski. Ostigard deve chiudere su Messi, lo fa alla grande Ostigard che poi praticamente riparte pure con verso Osimhen, palla per Kvaratskhelia, scende Kvara, dribbling di Kvara, prova il cross, addirittura di Rabona e palla in calcio d'angolo. Attenzione, Lobotka cerca Osimhen per il solito schema. Osimhen prova a spezzarla, ci riesce ma la palla non finisce a nessuno. Di Lorenzo, palla per Lobotka che prova il cross, c'è Osimhen ed è autogol pazzesco, ragazzi. Autogol pazzesco degli avversari. Autogol pazzesco degli avversari e passiamo in vantaggio. Attenzione, Lobotka, Politano, scende Politano, la dà Lobo, Lobotka si gira dentro per Osimhen che di tacco per andare subito da Kvaratskhelia, ma la palla è sbagliatissima. Attenzione, 1-2 che prova a chiudere Ostigard e ci riesce su Messi. Meret rilancia lungo, Osimhen non riesce a colpire ma colpisce Anghissà, appoggia ancora Kvaratskhelia per Anghissà dentro per Kvara, Kvaratskhelia dietro per Anghissà che con un palo gol raddoppia subito. Intelligenza calcistica pazzesca di Kvara, ragazzi, che la mette dietro per Fred Zampa Anghissà. 2-0 e si vola. Mettiamo in discesa il match. Attenzione, Ostigard dentro Messi, Mario Rui. Per me è Messi, veramente. Zielinski, Kvaratskhelia. Prova il dribbling, fermato Kvara qui. Attenzione Lobo, Haaland deve chiudere ancora il maestro su Messi, fantastico. Poi Zielinski prova ad andare da Osimhen che imbecca Kvaratskhelia che si ferma. Dentro per Osimhen che prova a far correre Mario Rui, niente da fare. Lobotka prova ad andare dentro da Osimhen, attenzione Osimhen passa il tiro
la palla fuori, imbeccata clamorosa di Lobotka. Clamorosa di Lobotka. Maignan, Ostigard, niente da fare. Prova a chiudere Di Lorenzo su Pempe. Meret ci mette le mani e Meret rilancia lungo, niente da fare, recupera palla l'Argentina, prova il break lob a centrocampo, dobbiamo provare a chiudere, ci riesce Di Lorenzo, palla per Anghissa. Anghissa appoggia a Di Lorenzo che la dà poi a Zielinski, palla per Osimhen, si gira Osimhen, fallo su Osimhen, bene così. Osimhen, Lobotka vede erroraccio di Lobo qui. Ostigard, Lobotka su Modric, Mario Rui su Messi ancora. Kvaratskhelia prende palla e si ferma, appoggia Zielinski che vede dentro Anghissa che penetra. Attenzione, Osimhen sta per arrivare palla a lui. Prova adesso ad imbastire qualcosa l'Argentina, ma Di Lorenzo recupera tutto. Politano, palla per Osimhen che allarga per Kvaratskhelia, la palla non arriva a Kvara. Mario Rui ancora break su Leo Messi, palla per Kvaratskhelia che rientra, ancora per Mario Rui, la ridà Kvaratskhelia, fantastica giocata, Kvara cross in mezzo, c'è Osimhen, niente da fare. Zielinski prova a recuperare, ancora Mario Rui, anticipo su Messi. Kvaratskhelia che ha anticipato da Koulibaly, fermato Kvara. Ostigard, attenzione Ostigard ancora. Di Lorenzo, palla per Osimhen, la palla finisce ad Anghissa che appoggia per Politano che prova ad andare subito verso Osimhen. Osimhen si ferma invece di darla subito a Politano, niente da fare. Lobo in chiusura, grandissimo, palla per Politano, si gira Politano, appoggia per il capitano che crossa in mezzo. Zielinski ha provato probabilmente ad appoggiare e poi Lobotka. Attenzione ancora Mario Rui su Messi che poi allarga Mario Rui verso Kvaratskhelia che cambia tutto verso Politano, la palla arriva però alla difesa dell'Argentina. Anghissa dentro per Politano che si gira, Politano e giro, la parata di Maignan e con questo finisce il primo tempo. 2-0 all'inizio, alla fine del primo tempo, ragazzi. Abbiamo messo la partita in discesa per ragazzi, per la promozione. 2-0 questi primi 45 minuti. Seguramente serán un buen recuerdo. Osimhen comincia il secondo tempo, Lobotka, Mario Rui, Kvaratskhelia dentro per Zielinski che prova a ridarla a Mario Rui, ancora per Zielinski, dentro Zielinski per Kvaratskhelia, bella giocata di Zielo, Kvaratskhelia ha provato il dribbling ma niente da fare. Zielinski recupera palla però Mario Rui, cross in mezzo, c'è Osimhen, la parata incredibile del portiere, ragazzi. Lobotka recupera subito palla, Zielinski, palla per Mario Rui che vede Anghissa che prova a darla però si era fermato Anghissa. Osimhen ancora in pressione, attenzione, Anghissa recupera una gran palla, Anghissa dentro per Kvaratskhelia che tira, Maignan se la cava qui l'Argentina ancora. Lobotka prova ad andare a chiudere su Messi, niente da fare. Kvaratskhelia, Zielinski, Mario Rui deve chiudere su Hakimi questa volta. Attenzione, penetra Messi, ma Di Lorenzo. Palla poi per Lobotka, appoggia per Mario Rui, Kvaratskhelia, Zielinski, Osimhen, allarga per Politano. Erroraccio di Politano qui. Il capitano per recuperare palla. Grandissima palla recuperata del capitano. Osimhen allarga poi con un triangolo perfetto per Politano, dribbling di Politano, cross di Politano, attenzione, Maignan anticipa qui Kvaratskhelia che adesso prova a rincorrere Hakimi, niente da fare. Mario Rui
e poi grandissima diagonale di Giannino Di Lorenzo e Meret rilancia lungo. Osimhen non riesce a recuperare palla, niente da fare. Messi ancora, Lobotka. Palla per Zielinski, Osimhen appoggia per Kvaratskhelia che può continuare la corsa. Kvaratskhelia dribbling, Kvaratskhelia prova a cambiare verso Politano, niente da fare. Lobo in chiusura su Haaland, non ci riesce. Anghissa prova a dare una mano, contropiede dell'Argentina, attenzione. Ancora Mario Rui anticipo su Messi, pazzesco Mario Rui stasera. Zielinski, palla per Kvisha, Kvaratskhelia. Dentro per Osimhen, troppo frettoloso qui probabilmente, recupera palla Anghissa, dentro per Zielu, che prova ad appoggiare a Mario Rui, che prova a dare una palla a Kvaratskhelia, che la recupera, si gira Kvara, dentro per Mario Rui, che penetra Mario Rui, il cross in mezzo, c'è ancora Osimhen, che non riesce a girare in porta, e la palla va sul fondo. Maignan può rilanciare per l'Argentina. Rilancio di Maignan, attenzione, Rachmani su Haaland, lo anticipa alla grande, e Zielinski, attenzione, Zielinski, dentro per Kvaratskhelia che passa, ma poi viene fermato in maniera regolare dal difensore. Peccato, sembrava una buona situazione qui. Modric fa una giocata pazzesca a centrocampo e se ne va. Attenzione a Pempé, costruisce bene qui l'Argentina, incredibile, ma Lobotka rientra alla grande, poi la dà anche in maniera lucida a Politano che si gira e cambia tutto verso Kvaratskhelia che è completamente libero. Dribbling di Kvara, se ne va Kvara qui e viene fermato ancora Kvisha Kvaratskhelia, peccato. Poi Anghissa, la palla finisce mezzo fuori, invece no, perché? Attenzione, Koulibaly, no ragazzi, no, Zielu perché? Koulibaly aveva fatto una follia. Koulibaly. Attenzione Lobotka, Mario Rui, ancora devi chiudere su Messi, ancora Mario Rui su Messi. Ma che partita ha fatto Mario Rui su Messi, ragazzi? Kvaratskhelia, ancora Koulibaly a chiudere. Anghissa dentro, lungo per Kvaratskhelia, c'è un po' di spazio Kvara, se riesce a recuperare la palla. Kvara prova il dribbling, ancora, attenzione, dopo il rimpallo Kvaratskhelia ancora dentro, la palla non passa. Incredibile ragazzi, che cosa sta succedendo qui? Attenzione, Mario Rui prova a chiudere ancora su Messi, questa volta proprio non ci riesce, ma Anghissa, Di Lorenzo, Politano, niente da fare, non si ferma nemmeno il gioco per fare qualche sostituzione. Anghissa qui recupera palla e poi la dà a Politano, se ne va Politano che prova ad andare lungo per Osimhen che tira, la mette fuori praticamente quasi a porta vuota Victor Osimhen. E io ti faccio pure qualche sostituzione per schiattarti un po' in corpo, ragazzi. Esordio di Nathan, lo metto in campo, esordio di Nathan. Zanoli no perché il capitano sta on fire. Metto anche Caciusta al posto di Zielinski che è stanco e vi faccio giocare anche il Sciolito e metto anche un po' Raspadori, ragazzi, al posto di Kvaratskhelia che è molto molto stanco. Esposto no, ho fatto una cagata. Raspadori lo lascio a sinistra, bene così ragazzi. Esordio di Nathan deve regalare la divisione 6 al Nava. Ragazzi, divisione 5 io sto bruciato ragazzi, non fateci caso. Anche loro fanno delle sostituzioni, attenzione, mancano 5 minuti, Nathan si prova a farsi vedere, palla recuperata da Cacius, dribbling di Cacius al centrocampo, bravissimo Cacius, ancora Cacius che prova a difendere palla, niente da fare. Nathan prova a chiudere, niente da fare, attenzione, prova ad imbastire l'Argentina, Di Lorenzo prova a chiudere, Rachmani, Di Lorenzo, Pempé, attenzione, mamma mia Meret, poi Rachmani a lungo per Cacius che allarga subito per Raspadori, prova a cambiare tutto, zero recupero e ragazzi 2-0 sull'Argentina campione del mondo che ci regala con una partita stradominata il passaggio in divisione 5. Adesso andiamo a saltare le partite ragazzi come facciamo sempre.
Eccoci qua, salta. E siamo approdati in divisione 5 e dalla prossima puntata, ragazzi, assalteremo la divisione 5 per arrivare alla 4.